Ma non è che forse è arrivato il momento di cambiare il format della Coppa Italia? Buongiorno ragazzi, bentornati su Calcio Espresso. Stamattina, mentre tornavo da lavoro, avevo la vena un po' polemica. Stavo pensando fra me e me le partite che si sono giocate tra ieri e martedì, le semifinali di Coppa Italia. Giocata martedì Como-Inter, finita sullo 0-0. Ieri Lazio-Atalanta, finita sul 2-2. E pensavo fra me e me, dicevo, questo format è veramente osceno. Ma brutto, brutto. E credo che sia arrivato il momento e che i vertici della Lega debbano capire, della FIGC debbano un po' capire che bisogna prendere dei provvedimenti, perché è un format vecchio, antiquato, poco entusiasmante, poco divertente. Ma ci arriviamo subito. Innanzitutto, la prima cosa, ragazzi, mi raccomando, vedete la campanellina lì, cliccateci sopra, iscrivetevi al canale, iscrivetevi su tutti i nostri social, trovate i link in descrizione, mettete like al video se vi piacerà. Intanto mi arrivano i messaggi se sentite la suoneria del mio telefonino che sta sotto carica vicino a me. E detto questo, mi raccomando, seguiteci. Dicevo, voglio avere un po' la vena polemica. Ieri la partita Lazio-Atalanta è stata molto diversa rispetto a quella che c'è stata martedì, e infatti inizierei a parlare proprio di quella di ieri. Lazio-Atalanta è stata una partita più entusiasmante, più divertente, si vedeva che le squadre volevano affrontarsi a viso aperto. Per ovvi motivi la Lazio deve percorrere deve andare avanti nel percorso della Coppa Italia, anche perché si trova in questo momento a distanza abissale dalle posizioni per le coppe europee, quindi una vittoria in Coppa Italia le consentirebbe di entrare in Europa dalla via principale, dalla porta principale. E poi quest'anno qui è un anno tragico, un anno difficilissimo sia per i tifosi, ma sia anche proprio per tutto l'ambiente laziale biancoceleste, perché ci sono ovviamente discussioni fra Sarri e Lotito. E ragazzi, andatevi a vedere l'intervista che ha fatto Sarri post partita, rispondendo alle parole di Lotito sugli acquisti di gennaio, su un blocco dell'allenatore su alcune uscite. Non tira una buona aria in casa Lazio. Ci sono le rivolte comunque anche dei tifosi nei confronti della società, quindi è un periodo abbastanza particolare e capisco i tifosi laziali, e quindi è normale che la Lazio si protrae, tende a vincere questo trofeo. L'Atalanta di per sé comunque è una squadra tosta, una squadra molto ostica e non si fa prendere a sberle, assolutamente. E infatti ieri, dopo un primo tempo di dominio dell'Atalanta, ha giocato molto meglio rispetto alla Lazio. La Lazio e i biancocelesti passano in vantaggio, ma vengono subito ripresi sul punteggio di 1-1 dall'Atalanta. Tutto si conclude poi nel finale della partita, dove Dia segna l'87esimo, se non sbaglio, il gol, ma dopo 2 minuti, solo 2 minuti, Musa, ragazzi, Musa che segna 2 gol consecutivi tra Serie A e Coppa Italia. Ma dove l'avete visto mai? E Musa recupera questa partita e blocca il risultato sul 2-2, quindi si rimanda tutto alla semifinale di ritorno. Ben diversa invece è stata la partita Como-Inter, ed ecco perché è da qui che nasce la mia polemica. Como-Inter, per chi avesse visto la partita, credo che abbia perso 1 ora e mezza / 2 ore della sua vita. Ci sono state delle occasioni, per l'amor di Dio, però una partita, mi verrebbe da dire, a parte noiosa per larghi tratti, dove se andate a vedere gli highlights c'è poco e niente. E forse il palo di Darmian, forse alcune occasioni, ma poca roba, veramente poca roba. Aberrante, cioè proprio
si vedeva come queste due squadre, come se si fossero affrontate due squadre come non fossero un amichevole. E la prova di quello che sto dicendo sono gli ultimi minuti di recupero giocati dall'Inter a fare la melina in mezzo al campo con passaggini aspettando che l'arbitro fischiasse la fine del match. Ma è stata una cosa oscena. Ed è qui, dicevo, che nasce la polemica. Prima di tutto, mettere una semifinale della Coppa Italia in questo preciso momento del campionato, in cui ovviamente, in base alle squadre, cioè a seconda delle squadre che si contendono, è un periodo in cui le squadre cercano di preservare le forze e le energie per altri obiettivi. Ora, l'Inter è uscito dalla Champions League, ma domenica c'è il derby, quindi è normale che le energie mentali dei nerazzurri sono protratte verso il derby. Il Como è in piena corsa Champions. Sti cazzi la Coppa Italia, anche se parlo in questo preciso momento per il Como, anche se comunque il Como nella sua storia ha raggiunto il traguardo della semifinale, è ovvio che cerca di arrivare anche al traguardo della finale e di portarsi a casa il trofeo. Ma intanto se è stata messa una partita per due compagini che è al centro di una settimana importante, al centro di un periodo importantissimo. E il problema poi nasce anche dal fatto che l'andata viene giocata ieri, che cos'era? 3 marzo e 4 marzo. Il ritorno delle due semifinali è fra un mese e mezzo. Non è normale questa cosa. Cioè, è un format che non ha alcun senso. Non ha alcun senso. E poi un'altra critica che mi viene da muovere è il fatto che per me, per quanto mi riguarda, è un format veramente osceno, perché non dà la possibilità a una squadra di Serie C, di Serie B. Quanto è bello, per esempio, andare a vedere nel campionato spagnolo, alla Coppa del Re, vedere per esempio una squadra di terza divisione o seconda divisione che va a giocarsi la partita contro il Barcellona, contro il Real Madrid, contro l'Atletico Madrid, e a volte le favole sono proprio queste. Cioè una squadra di seconda, terza divisione, la nostra Serie B o Serie C, che se la gioca contro il Barcellona, che ci mette la vita, che si gioca, mette l'anima, ok? Fino all'ultima goccia di sudore, perché vuole entrare nella storia. Cazzarola, ho battuto il Barcellona. E come sarebbe bello vedere, per esempio, che vi posso dire, un Juve Stabia Inter, o vedere lasciando stare le partite della Serie B, ok? Un Vicenza-Napoli, per esempio. Una semifinale del genere. È divertente. Potresti poi vedere anche delle squadre che possono essere anche la sorpresa della Coppa Italia. Invece ci ritroviamo sempre a vedere le solite squadre che ovviamente sono sopra in campionato, ok? Quindi infatti da tabellone le prime 8 del campionato precedente vengono messe come testa di serie e passano già ai quarti di finale. Già sono lì ai quarti di finale, mentre invece le squadre che sono in Serie C, in Serie B, devono farsi i play, i sedicesimi, gli ottavi, e se tutto va buono e fanno il miracolo, arrivano ai quarti. Ma non arrivano mai. Trovatemi una squadra delle serie inferiori che sia arrivata alle semifinali o ai quarti di finale. Non ce ne stanno. Anche io ricordi, non ce ne sono. Quindi secondo me bisognerebbe cambiare questo format, perché ogni anno ovviamente vediamo. Ora, perché la Lazio è un periodo complicato ed è un'annata particolare e si trova al di fuori delle prime 8 posizioni, prime 7, comunque le posizioni di alta classifica. Ma in tutti gli anni c'è sempre, a meno che non c'è qualche Cenerentola particolare di medio-bassa classifica che arriva fino ai quarti di finale, ma tutti gli anni, quasi tutti gli anni, ci sono sempre le solite squadre che si contendono il trofeo.
è brutto, è poco stimolante. Sarebbe invece bello anche per i tifosi sarebbe bello, anche per chi è sportivo, per chi è neutrale. Se vai a vederti una partita, perché non sarà mai noiosa in questo caso, una partita divertente, una partita in cui puoi anche fare il tifo per una squadra che rispetto per esempio a un Inter è inferiore e quindi cioè, cerco di tifare quella squadra lì perché mi piacerebbe vedere soccombere, ma l'Inter, dico per dire l'Inter, ma potrebbe essere il Milan, la Juventus, la Roma, l'Atalanta, il Napoli, qualsiasi altra squadra. Quindi secondo me il format della Coppa Italia è da cambiare radicalmente, è da cambiare, è vecchio, è stantio. Ora, sta diventando un video troppo lungo, quindi è meglio che taglio, così se no mi smadonnate dietro. E ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate. Ditemi voi, date anche le vostre idee, come potrebbe essere il format, come potrebbe essere sviluppato questo torneo, perché comunque la Coppa Italia, ricordiamolo, è il nostro primo, è la Coppa Nazionale, è la più importante Coppa Nazionale che abbiamo in Italia, non è una coppetta come tanti dicono, quindi è giusto valorizzarla. Bene ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate, vi lascio libero arbitrio nei commenti, nelle idee, io vi saluto e ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Ciao ragazzi.